E adesso Emma Cossellu e Adele Cossellu cantano Golden. Si prepari, vabbè, schibidi boppi. Giovia Gasili e Giulia Zucca cantano Vabbè schibidi boppi. Schibidi boppi. Schibidi boppi. Si preparino a scappare a pipì.
Volley. Allora, per prima cosa la BT Volley desidera ringraziare Achimus per il rinnovo della partecipazione a questo festival. Grazie, grazie di cuore. Anche quest'anno la nostra società, oltre al mini volley, di cui fanno orgogliosamente parte tanti bambini, partecipa a 2 campionati giovanili, Under 14 e Under 16, e al campionato di prima divisione. I risultati sono davvero eccellenti. Le squadre giovanili si sono classificate seconde e stanno iniziando le gare dei playoff, mentre la prima divisione è attualmente prima in classifica! L'applauso! Ciò che rende ancora più speciale questo percorso è la presenza nel gruppo mini volley di 3 ragazze provenienti da Lula, Elisa, Caterina e Camilla, che frequentano con grande impegno e costanza. E che dire dei nostri super mini pallavolisti Tino e Francesco? Questa sera si esibiranno assieme alle loro compagne nel simpaticissimo balletto dei Minion. Buon divertimento a tutti. Adesso do la parola sta arrivando l'ultima. Ok, però adesso deve parlare Angela. Angela, te dove hai il microfono?
Massimiliano di tutti i festival dei ragazzi a Salone Parrocchiale, non vedeva l'ora di farla, che sono nel momento, però raccontiamo l'aneddoto adesso. Allora, era il lontano 1981, Massimiliano sale sul palco e inizia a cantare questa canzone. E lì che scoppiò il mio primo amore, mi innamorai follemente di Massimiliano. Eravamo nella stessa classe e per giunta seduti nello stesso banco. Non si è accorto che io mi ero innamorata di lui, perché lo guardavo con quegli occhi innamorati. Un bel giorno gli cade il borsello con 257 milioni di pennarelli. Lui non li voleva raccogliere e mi ha detto: se me li raccogli non sponimus. E 3/4 d'ora colline con spennarello, ma da lui se non caranno sponnere. Il teste su chi non cati cantando le rene. Lo Yuca Trau. Comunque bene, un bellissimo ricordo. Doveva andare così. Come non ti chiedo io. Andiamo avanti. Un applauso ai bambini della Baby Volley. Adesso do la parola a Angela. Sì, tutti. Maestra Pepe da Cavalla, cosa parlato tutto. Che lo sia meschina. Hello papaghiera, sei bella come una papaya. Olè, fate il balletto.
che adesso arriva il signor presentatore. Presentatore! Salve! Sono state brave? Sì! Le possiamo applaudire bene? Sì! Un applauso! Bravissimi! Noi abbiamo pensato di dargli un pensierino a queste bambine perché sono state bravissime e poi presenti, come è stato detto prima, praticamente tutti gli anni vengono e ci riempiono uno spazio che è meraviglioso. Io però prima di consegnare questi palloni da mini volley vorrei che sceglieste 2 palleggiatrici perché vogliamo vedere se funzionano qui sul palco. Quindi vogliamo vedere. È fatta? Buco pallone già fa, buca! Io non lo so, decidete l'allenatrice, chi è che decide che devono palleggiare, ve ne lasciamo uno. Marirosa e Alessandra sono qui. I palloni per i vostri allenamenti, siete contente? Continuiamo lo spettacolo. Allora, Massimiliano, tu avevi così tanta voglia di cantare questa canzone che finché sei già passato. Abbassare di che devi anche sotto al fumo! Ma certo che sono passati bene, come queste malline ha preso coraggio. Mette cavallina! Poi è una saletta per i vitigori. Sì, lo so, però hai visto come c'era un po' di defiance. Ha tenuto che Adesso c'è Anna Zori e Maria Rita Bandino, perché Tonello Camomillo è addormentato. Se si sveglia, fateci sapere. Anna! Anna Storia e Rita Maria cantano Alba Chiara. Si prepari, rubami la notte. Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera, ti risvegli col sole, sei cara come un'alba, sei fresca come l'aria.
Chiara Mele e Maria Rita Ruiu cantano Rubami la notte, un applauso. si preparino come mai.
Virtus, Antonio De Logu, Sebastiano Lusta, Antonio Manno e Lino Farris che cantano Come Mai. Si preparino, guarda come dondolo. Che poi
adesso la volta di Giorgio Ruiu, Alessandro Farina, non c'è, Mauro Lunesi, Giulia Corda, Giuseppe De Murtas e Ivan Tuveri, che cantano Guarda come dondolo! Prepari, c'era un ragazzo.
Franco. E tu chi sei? Tu lo sai? Chi è questo bambino? Arcangelo. Angelo. Questa bambina chi è? Anca. Alessandro. E tua sorella? Cosa cantate? All'arrembaggio! Alessandra e Arcangelo De Montas! Cosa vuoi dire al pubblico? Dai, dici qualcosa. Io non ho preparato niente. Vabbè, vai così. Buttati. Acá, li lasci così. Inter 2026! Torneo mondiale 2026! Forza Italia! Vamos invitati. Allora, a questo punto c'era un ospite, Giovanni. C'è Giovanni Carta è qui con noi. Non lo vediamo, non sappiamo se sono andati via e quindi a questo punto c'è la scenetta. Se da dietro vogliamo portare la scenografia. Allora la C'è scenetta una si... canzone. Dai, Pachi. Dai, una canzone.
Tutti assieme! Un applauso alla compagnia band! Bravissima partita, come sempre. E adesso una scelettina, una gianchetta per due. Tutto io, vanno tutti via e devo fare tutto. Niente stipendi, niente aumento di stipendi, ma non viene nessuno e io devo pulire. Dai, ma se ne sarà. Gabriele, Dai, che c'è? Come sei? ho combinato un grosso guaio. Cosa hai combinato? Perché sei tutto spaventato? Don Davide, Don Davide! Ah, ma non nominarlo, per un uomo pericoloso! Don Cosa hai Davide combinato con Don Davide? mi ha prestato 200.000 euro. No, 250.000 euro da Don Davide, ma tu sei malato, ti ammazzo! E cosa ne hai fatto di Mi su? stai seguendo, mi E stai... sei venuto qui! sono... Quello ti ammazza tutte e due! Dai, aiutami. Cosa ti hai tutto? E devi andare via da qui, quello ci ammazza tutte e due! Cosa ne hai fatto dei soldi? Polacco, Ora, spesi, non so dove sono andato. e dove li hai buttati? Buttati. Dove? Polacchi. Che ci vado io? Polacchi. Volati così! Sì. Adesso da me cosa vuoi? A nascondermi, o aiutami a nascondermi. Sì. Ah, sei matto? Mi provo. Ma cosa vuoi da me? Va bene. Ma cosa ti metti lì? No. Ma sei matto? E quello stai... Vai, È dentro. venga qui. Sì, C'è sì, nessuno sì. in questo Un bar? attimo, sto facendo la doccia. La doccia? È un bar di caffè. Un attimo, sono nudo. Un attimo. Ma stai combinando? Dove? Di là. Ma sì, ma aspetta. Pronto? Un attimo, sto aprendo. Ma insomma, Gabriele, Un attimo. che bar strano. Avanti. Va, permesso. Avanti. Quanto ci vuole aprire? Buongiorno. Ma cosa, un bar per nudisti questo? Cosa stai facendo? La doccia? Dunque. Sì, io stavo lavando perché stamattina ne ho combinato di cose, stamattina. Ah, Sto girando. lo sto girando. Sto cercando quel delinquente di Davide. No,
No, ma qui non c'è, no, via, no, qui non passa, è andato via con la moto. È No, la morto? moto, è andato via con la moto. Ah, con la moto? Sì. Ma la macchina sua è qua davanti? No, ma lui no. E io? No. L'aspetto. È andato via con la moto. Ma c'è, non l'ho visto. No, torna, io lo aspetto qua, l'aspetto. No, le conviene andare via, no, tanto lui non torna qui. No, No. non torna. Torna, quel delinquente, ma... No. Silutenzo. Ma perché lo sta cercando? Perché lo sto cercando. Ah, tu eri schinuta. No, io non so. Ah, e tanto non ero io. No, L'avevo prestato 400.000 euro. No, E non due- me lo sa tornato. no, 200.000. 400.000. 200.000. 400.000 euro. 400.000. Quanto? 440. 400 più IVA. Giusto, 440.000. Come mai glieli ha prestati? Lo so, mi ha detto che gli servivano. E io No, guardi, Davide è un ragazzo onesto, tranquillo, gli restituisce il suo due. Sì, Silutenzo. Ma che c'hai? Ti vedo un po' strano stasera. Ecco. C'è qualche problema? Sì. Se siamo qualcuno, ma... Mamma mia. Vabbè, io lo aspetto qua, sai che facciamo? Io mi siedo Si sieda, sì. e tu mi cumita. E cosa vorrebbe? Cosa vuole bene? Secondo me bevo. qualcosa di alcolico. No, io bevo acqua, io non bevo. Cosa bevi? Bevo alcolici. Ero un alcolista prima, ma adesso bevo. Sì. Appunto. Chiamiamo la cameriera allora. Ah, c'è un bar. Julie? Sharif! Buonasera! Buonasera Julie. Ci puoi dare qualcosa da bere? Cosa volete ordinare? Acqua, io bevo acqua. Acqua? Sì, io bevo acqua. Ma se sei peggio delle cose del paese. No, bevo alcol. Quanto bevo io? Quindi cosa beviamo? Cosa ci abbiamo? Cosa vi porto? Un buono scotch? Lo Scotch? Va bene, scotch? Che ce la devo fare? La sceletta? Però, pacchi da farci abbiamo qui. Scotch, Non so. Va bene scotch. Scotch, È alcolico? scotch, va bene, Va scotch. bene. Una bottiglia? Due bicchieri? Sì, due bicchieri. Una bottiglia. Una bottiglia, bottiglia di bicchieri. Una bottiglia. Grazie. Però, vedo Pasquale deve andare via tutto qui. Davide non viene, è andato via con la moto. Io l'aspetto qui. Tanto torna. No, torna. Torna No, a prendersi la macchina. torna. Noi ci beviamo lo scotch, ma lui non torna. Non torna più, no. Sì. Ma quanto scotch? Sharif! Non lo so. Il cameriere è un po' lenta però, meno male. Oh. Ti ha portato lo scotch? Beviamo. Grazie. Affoghiamoci nell'aria. Allora, lei faccia lei? Faccio io? Sì, faccia lei. Faccia lei. Faccio come a casa tua? Sì, fai come casa mia, Facciamo a casa sì. tua. Posso andare? Sì, può andare, grazie. Uno scotch a te, uno scotch a me. Il sinistro è mio, sì, per la sinistra. Facciamo un brindisi, che ne dici? Sì. Cavolo, ma che Che sei? succede? Ma sei strano veramente No, stasera? è che piove, qui c'è l'umidità in questo locale, Sì, scende ma che l'acqua, sì. gocce di Sì, pioggia. no, sì. scende la pioggia, ma che fa? Guarda, Ancora, ma che è? la benedico anche, non Ma lo che fai benedico? già facciamo vicino alla pasta. Facciamo allora, beviamo che è meglio. Sì, facciamo un brindisi? Davvero? Ah, sì, grazie. Ah, sì, va. A me. Va bene, lasciamo perdere. Salute. Ma che fai? Stai bevendo con l'occhio? No, è che anche lui vuole la sua parte. Sei proprio strano stasera. Sì, no, tranquillo. Va tutto bene, grazie. A posto. Guarda questo Allora, disgraziato. Don Davide, secondo me, guardi, le conviene che vada via, perché tanto qui Davide non tornerà più, è andato via, non si vede più. Tanto i soldi glieli ridà, 200.000
200.000 le deve dare, 200.000. 400.000. 200.000. 400. 400.000. 400.000. Quanto? 400.000, 440. Ah, ok. Però secondo me conviene che va via. No, anzi facciamo una cosa. Posso ritirare? Sì, prego. Mi siedo anche nel frattempo. Grazie. Anzi facciamo una cosa, va. Ma che fa? Mi tocca? No, sì, io no. Sei strano. Che mal di testa. È diventato strano, sei veramente strano. È tutto a posto. Che dolore. Che dolore. Vabbè. Facciamo una cosa, va. Secondo me conviene che vada. No. Io l'aspetto. Qui. Anzi, ti offro anche una sigaretta stasera, va. Ma io non fumo. Cosa? Sì, fumo. Ho imparato a fumare da piccolino. Sì. Vieni, no, vai. Tutto a posto. È strano. Ma sei strano veramente? Che mal di testa che mi è venuto. Facciamo una fine, va. Che mal di testa. Altrimenti facciamo una fine quando Che dolore. Vada via dopo scuola, vada via che mi è venuto mal di testa, vada via. Anzi, sai che faccio così qua? Adesso ci sto pensando. Mi sa che vado a casa tua e faccio compagnia a tua moglie. No, mia moglie no, non si fa accompagnare le mogli degli altri, che cosa fa? Vai, lo sparo, stai attento che fa? Ma se lo sanno tutti, perché hanno visto tutti l'altra sera che stai facendo compagnia alla moglie di Davide. No, io? No, la moglie di Davide, no, eravamo solo in giro così. No, non ero con me. No. Lo sa tutto il paese. E poi dico, alla fine. Che? Anche quello lo sanno tutti, Che cosa? Di Davide. Che cosa sanno? Ah, ma non dico non sa niente, ma che incinerai sei che non sa niente? Che cosa c'è? Lo sanno tutti, come si dice in paese? Un pacco un pacco gai. Ecco il gaio. Molto gaio. Disgraziato che non sei andato. Dai, uscite fuori, prendetemi l'applauso. Giancarlo, Giorgio e Francesco. Iose.